Il massaggio è un duplice atto d'amore del cliente verso il suo corpo e del massaggiatore verso il cliente. Dario Montorfano. Buongiorno a tutti, sono Fatima Mocci, operatore del benessere, e vi parlo dalle frequenze 90-60 di Radio Conegliano. Ma chi volesse vedermi in video può andare al link www.venetoglobe.com alla rubrica benessere. E poiché siamo qui per parlare di benessere, oggi vi parlerò di un massaggio che è particolare, nel senso che come ogni massaggio, come ognuno, ha una propria specificità. Il massaggio olistico è un mondo meraviglioso perché ci avvicina e considera tutti gli aspetti di una persona, quindi la valorizza in modo particolareggiato ma nell'insieme, perché non è scindibile, non viaggia a settori. Il mondo olistico è un mondo che considera il tutto, quindi considera ogni aspetto e quindi l'umore, i problemi, i sentimenti, i dolori, le gioie, l'energia. Considera appunto il corpo, la mente e lo spirito. Ed è per questo motivo che l'operatore deve avere una capacità di ascolto, deve avere una capacità di relazione, per l'operatore deve essere importante sapersi avvicinare e soprattutto deve avere una qualità di scambio con il ricevente, con chi deve avere qualcosa comunque da questo massaggio, perché è uno scambio di doni. E proprio perché non è soltanto un atto di manipolazione del corpo, non basta la tecnica, perché questa empatia e comunque questo volersi relazionare non te lo insegnano sui libri, nessuna accademia ti può insegnare questo. E se prima non lo sentite voi, non te lo può insegnare nessuno. E quindi, e questo perché? Perché ci sono alcuni tipi di massaggi che considerano addirittura degli aspetti come la meditazione, come il ringraziamento, la preghiera, come concezioni filosofiche, considerano tante cose, che non è il massaggio tecnico e basta. E quindi a questi livelli io credo che la differenza in questo caso la faccia l'amore. E nel massaggio che vi presenterò oggi direi che è inscindibile, è un aspetto fondamentale di questo massaggio, del quale parleremo. Perché questo massaggio era originariamente un rito sciamanico. Siamo nelle Hawaii, dove lo sciamanesimo esisteva da sempre e lo sciamano era il curatore, era il guaritore, era quello che utilizzava i propri poteri e anche diversi modi, diverse tecniche per approcciarsi e mettersi in contatto con gli elementi. Questo era un massaggio sacro, il Lomi Lomi Nui, un rituale permeato dall'idea filosofica del cambiamento, che nello sciamanesimo hawaiano è l'aloha, cioè l'amore senza confini, l'amore universale, l'amore verso l'infinito. Quindi lo spirito dell'aloha, cioè dell'amore, guida la manipolazione alla manipolazione del corpo, cioè dell'Omi. Questo massaggio, il Lomi Lomi Nui, è considerata una tecnica dello sciamano Una, che sono gli sciamani appunto di quella zona. E questo massaggio in particolare racchiude altre discipline come l'arte marziale Lua
e antiche pratiche di guarigione come la preghiera, come appunto, come ho detto prima, la benedizione, il ringraziamento, la respirazione, il massaggio appunto, la parola, la magia e ovviamente non può mancare la meditazione e poi l'antica pratica di guarigione della danza. Infatti, la tecnica di lavoro pratico sul corpo ricorda, che viene eseguita, ricorda praticamente una danza tradizionale hawaiana che è la hula e viene eseguita in un certo modo e tutti i movimenti hanno questo fluire, ricordano appunto questa danza, anche i movimenti sul corpo. In realtà la visione sciamanica è molto semplice, perché la visione sciamanica è che tutto è collegato e si può comunicare con ogni cosa. Cioè in natura tutto ha vita e merita attenzione e merita rispetto. Quindi poiché ogni cosa determina la qualità della nostra vita, e quindi il nostro destino, bisogna essere attenti a tutti questi particolari e l'unico modo per capire è farsi guidare dallo spirito dell'amore, cioè della Loa. Ora, tutto ciò non può essere senza armonia, perché nel pensiero e nella concezione sciamanica è imprescindibile l'armonia e la comunicazione con gli elementi. Quindi per gli sciamani era tutt'uno la comunicazione con gli elementi, la comunicazione con la natura e con il corpo stesso. Allora, questo massaggio viene eseguito prevalentemente con gli avambracci. Quindi le braccia dell'operatore scivolano sul corpo del ricevente e poi ritornano, e poi scivolano sopra e poi ritornano, scivolano sotto e poi ritornano. E si insinuano e avvolgono il ricevente in un abbraccio e poi rista e poi c'è questo movimento dove la persona viene cullata e in questo movimento è un po' come le onde del mare, per cui la sensazione che la persona ne ha normalmente è quella di essere in mezzo al mare, di essere cullato dalle onde del mare, perché c'è questo andare e venire ed è molto fluido ed è molto pieno d'amore, per cui la persona si lascia andare, si abbandona, fa un viaggio. E quindi la musica ha la sua importanza, perché il tutto è in realtà musicale ed è come una danza ed è come abbandonarsi ad una magia. Ora, il Lominomi nasce nelle isole circondate dall'oceano, per cui questa sensazione del mare, di essere cullati dal mare, credo che sia proprio una cosa insita in questo massaggio, cioè è tutto collegato. Allora, ognuno la vive a modo suo poi in realtà, perché c'è chi può appunto avere questa sensazione di essere cullato dalle onde del mare, c'è chi invece ha questa sensazione di tornare come quando era bambino, perché da adulti difficilmente veniamo cullati e perché comunque c'è questa sensazione, ma sempre in positivo, almeno dalle esperienze che ho avuto e da quello che mi hanno raccontato, comunque di essere avvolti da qualcosa. Però questo massaggio, e naturalmente tutto ciò non può essere che rilassante. E quindi anche perché va a stimolare le endorfine e quindi abbiamo questa pratica rilassante, ma nello stesso tempo è energizzante. Io ricordo una cliente che dopo il massaggio mi disse: adesso posso ricominciare a lavorare, ed era la sera, lei aveva finito di lavorare, il mio era l'ultimo massaggio, però
Questo per dire che il massaggio, anche se rilassante, c'è quel modo di essere rilassante che ti dà proprio l'energia per ricominciare, cioè ti rilassa a tal punto che tu hai riacquistato tutte le tue forze. C'è chi invece vuole semplicemente abbandonarsi e godersi e gustarsi questa forma di rilassamento e di rilassatezza del proprio corpo. Ora, questo naturalmente è una cosa molto molto importante nel caso di stress, questo massaggio, però non ha soltanto benefici a livello rilassante, perché gli effetti positivi si hanno anche sul sistema circolatorio, sul sistema linfatico, perché comunque si ha una maggiore ossigenazione dei tessuti. Inoltre è una tecnica che prevede anche dei passaggi di mobilizzazione alle articolazioni, quindi serve anche per sbloccare le rigidità, serve per far fluire la linfa, serve per ammorbidire il muscolo e far correre e far senza che ristagni l'acido lattico, per cui serve anche per quei dolori muscolari dati dall'acido lattico, perché viene riassorbito velocemente e quindi è comunque drenante, per cui in caso di gonfiori, proprio perché è utile per eliminare i liquidi stagnanti e decontrarre le fasce muscolari. E quindi praticamente è veramente un'esperienza da provare. Soprattutto c'è questo da dire, che non tutti quanti eseguono il massaggio nello stesso modo, per cui io credo che alla fine ognuno vi darà una sensazione diversa, però c'è questa sensazione principe che deve essere quella dell'avvolgimento, proprio per il fatto che comunque questo massaggio ha la caratteristica di essere eseguito con gli avambracci. Io spero di avervi accontentato anche oggi e quindi vi saluto, vi aspetto ovviamente alla prossima puntata e la prossima volta sempre qui sulle frequenze di Radio Conegliano 90-60 e per chi appunto volesse visitare la parte video può andare al link www.venetoglobe.com, dove io sarò alla rubrica del benessere, ma ci sono tante altre rubriche interessanti. E poi io, per qualsiasi domanda, per qualsiasi curiosità, per un chiarimento, ma anche semplicemente per un appuntamento, o per farvi un regalo o per fare un regalo, vi aspetto a Conegliano in via Verdi 17F, naturalmente previo appuntamento. Potete anche semplicemente telefonarmi per chiedermi qualcosa che magari non vi è tanto chiaro, al numero 345 812 0427. Vi abbraccio virtualmente tutti quanti, un saluto da Fatima.